return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye song. Anthony Pett, benvenuto a Ci Vediamo a Via Veneto. Grazie anche a voi per questo invito. No, siamo noi che ringraziamo te perché insomma avevamo curiosità di intervistarti, conduttore, laureato in lettere, indirizzo spettacolo, specializzandoti con il massimo dei voti e sei partito, hai iniziato con Maurizio Costanzo. Sì. Ci dici qualcosa? Siamo curiosi. Sì, ho iniziato 15 anni fa, la mia prima esperienza televisiva è stata proprio con Maurizio, con un programma che andava in onda per le reti Mediaset, sai, per me da ragazzino così giovane di trovarmi insomma in una rete così importante come quella di Mediaset, soprattutto vivendo una popolarità inaspettata, è stato anche un po' una confusione all'inizio del mio percorso perché non capendo bene i meccanismi televisivi era anche un po' timido, un po' impacciato e quindi ho comunque un bel ricordo perché la protezione di tutta la squadra, di tutti gli autori della Fascino era qualcosa di incredibile, mi sentivo un po' come all'interno di una grande famiglia, una trasmissione che tra l'altro è andata in onda per 2 edizioni, è andata molto bene, quel che mi ricordo è che mi arrabbiavo tantissimo. Come mai? Mi arrabbiavo tantissimo perché eravamo un gruppo di protagonisti appunto che facevamo parte di questo cast e io avevo sempre la smania della gioventù, cosa che non mi andava e che dovevo dirla. È un po' testardo allora. Sono tanto testardo. Però è una virtù anche. E hai però avuto un successo di pubblico sostanzioso, cioè sei subito entrato. Esatto, un successo inaspettato. Poi un po' il filo conduttore che tuttora si mantiene in me, anche il pizzico di accento sardo della mia regione, anche della mia tradizione che mi porto col cuore nonostante vivo da tanti anni tra Roma e Milano e quel che mi ricordo è proprio questo, che la gente si ricordava di me per l'accento perché gli altri protagonisti erano quasi tutti di Roma. È una connotazione. Era una connotazione ben specifica e anche riconoscibile come personaggio e da lì poi è iniziato tutto. Io devo veramente tanto a Maurizio che mi ha permesso di intraprendere questo lavoro perché io in realtà volevo fare il regista, non volevo minimamente stare davanti alla telecamera. E invece ti sei ritrovato conduttore. Mi sono ritrovato conduttore e poi i casi della vita mi hanno sempre portato a continuare a fare questo lavoro perché poi dopo l'esperienza a Mediaset è arrivata l'esperienza ovviamente con i festival del cinema in giro per il mondo a raccontare un po' le bellezze che regalano le esperienze appunto legate ai festival del cinema e quindi portare anche in Italia interviste con personaggi di spicco che noi vediamo, le grandi star americane, quindi pure lì non ero ancora, non comprendevo ancora, consapevole, non avevo ancora la consapevolezza che stavo portando in Italia un prodotto che arrivava dall'estero e quindi le grandi nuovo, star interessante. Sì. Poi man mano ho iniziato a capire che ci voleva anche tanto lavoro e tanto studio comunque perché quello che dico sempre quando capita magari che qualche ragazzo giovane te lo chiediamo mi chiede, poi questo. Io dico sempre non è che si nasce presentatori, bisogna comunque studiare tanto. Ci vuole un impegno, infatti, diamo questo messaggio. Come hai detto bene, le 2 lauree, ma soprattutto un messaggio che voglio ricordare è che io ho fatto tanti corsi di perfezionamento in giornalismo, sono stato anche 1 anno in America per continuare a studiare anche tutta la parte della comunicazione, perché comunque la cultura è fondamentale, ma soprattutto la preparazione. Certo che l'America ti ha aperto gli orizzonti, immagino. Sì, poi hai debuttato sulla 5, questo nuovo programma, sì, che è interessante già dal nome Trend.
Sì, per me comunque è un'esperienza nuova. Io dopo tanti anni che avevo lasciato Mediaset per proseguire poi prima a Sky e poi alla 7, adesso sto tornando dopo 15 anni a Mediaset, quindi il canale com'è questo ritorno? di La 5 è un canale tanto seguito. Il ritorno è stato anche qui una grande sorpresa perché non pensavo questo riscontro da parte del pubblico, ma soprattutto di un pubblico che abbraccia tutte le età, perché Trend è un'idea brillante di Maria Raffaella Napolitano, l'ideatrice appunto e autrice del format, che ha voluto unire quello che fa tendenza oggi, ricordandoci come nascono i trend, e quindi riviviamo attraverso questo viaggio, non superficiale ma con un background dietro. Esatto, riviviamo questo viaggio all'interno di un loft al centro di Milano. Tutto quello che se non è oggi, trend questo, tutto quello che oggi fa tendenza, ma conoscendo la storia di come certi fenomeni siano diventati dei trend. Quindi non trend e basta, trend perché si è arrivati, è carino. Sì, poi incontra la curiosità? Tante curiosità, tanti aneddoti. Io stesso ogni puntata attraverso il RVM scopro qualcosa di nuovo, e poi ho avuto la fortuna di intraprendere questa nuova esperienza televisiva con una grande giornalista, Silvana Giacobini, che è la mia opinionista, la regina d'eccezione. Pure lei ha tanto da raccontare, anche da lei ho tanto da imparare. Siamo veramente curiosi, se vuoi dirci un aneddoto al volo Ma di aneddoti ce ne sono tanti. Diciamo che Silvana ha una preparazione talmente ampia che per ogni puntata, ogni argomento che viene trattato, lei ha sempre qualche aneddoto, qualche curiosità da raccontare, pazzesca. E quindi veramente da seguirti, assolutamente, sulla 5, orario? Sulla 5 tutti i sabati alle 11:40. Ci saremo. Bene, grazie. Gusto e storie di eccellenza, Made in Italy, hai iniziato anche con questa grande promozione, questa grande responsabilità, direi pure. Sì, perché poi pure lì tutto è nato per caso. Io mi sono ritrovato a Cuba a fare la guest star italiana per il video dei mondiali di calcio con Pitbull e Osmani Garcia. Al mio rientro un gruppo di imprenditori che formavano un progetto attraverso i bandi dell'Unione Europea per la valorizzazione e la promozione del Made in Italy avevano da contratto con l'Unione Europea una parte del bando che vincevano da destinare alla comunicazione, all'organizzazione di eventi. Quindi io ho iniziato questo percorso con loro dove promuovevamo tutte le eccellenze attraverso delle cene di gala con i nostri prodotti italiani. Avendo comunque delle esperienze televisive, quindi avendo già lavorato in quel periodo con la Rai, ogni viaggio lo raccontavamo attraverso i canali tematici della Rai e i vari programmi pomeridiani. Quindi la Rai ci ha permesso comunque di far conoscere un progetto legato al Made in Italy che è tanto amato in tutto il mondo. Noi facciamo veramente tante cose e tante eccellenze soprattutto vengono riconosciute all'estero, quindi dobbiamo soltanto che essere orgogliosi. E andarne a testa alta più che altro. Sì, io dico sempre Italia da gustare, Italia più bella. E da questo progetto poi è nata una nomina dall'Unione Europea dove sono stato riconosciuto come ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Questa non la sapevo. E quindi da lì diciamo che c'è stato anche un passaggio tra virgolette anche europeo che mi ha permesso di continuare a promuovere anche oggi, continuo a farlo, le nostre eccellenze. Questo è importantissimo. Sì. Farti la domanda se più TV o cinema. Ma tu ci pensi da un videoclip? Infatti, cioè, poi il destino ci ha messo lo zampino, come si dice. Sì. Più TV o più cinema? Cioè io ritorno anche sul cinema perché comunque hai studiato regia. Cosa ti affascina in questo momento di più? Cioè vorresti anche intraprendere qualcosa nel cinema? Allora, guarda, io penso che ogni artista deve fare quello che riesce a fare.
Io non sono per l'artista che fa tutto. Certo. Per me una persona, se fa conduzione, deve fare conduzione. Beh, però hai degli studi, voglio dire. Sì, però io non mi permetterei mai, a meno che non si trattasse di un piccolo cameo di qualche amico regista che me lo chiede, di interpretare qualche ruolo. Credo che ogni artista deve fare quello che poi nel corso degli anni ha dimostrato di saper fare. Non sono per quelle entità che fanno tutto, dai ballerini ai cantanti agli attori. Per me bisogna fare una cosa fatta bene. Le persone grandi sono umili. E soprattutto sono dare umili. spazio a tutti, perché non bisogna sgomitare, tanto alla fine se è destino qualcosa arriva sempre. E a te dal videoclip, diciamo, Sì. ritornando, la Sardegna è la tua terra, le tue origini, l'hai detto pure tu, insomma, no? Ho iniziato con il mio accento, sono arrivato un po' dappertutto. Ci parli un po' delle tue origini, ci parli di Antonio? Le mie origini sono un po' l'aggettivo, la connotazione che rispecchia un po' Anthony Pett. Io credo che ogni artista non deve mai dimenticarsi da dove è partito, ma soprattutto bisogna ricordarsi anche i sacrifici che i genitori e i familiari fanno per noi artisti, soprattutto perché per chi parte dal sud o anche dal nord Troppo per spesso. raggiungere la capitale o Milano per iniziare un percorso artistico È un impegno. diciamo un po' anche una sfida quasi impossibile. Bisogna camminare coi piedi per terra, perché tanti giovani vogliono intraprendere la carriera artistica, ma bisogna capire chi realmente riconosce anche i sacrifici dei genitori e soprattutto chi realmente vuole fare questo lavoro perché lo ama e non per apparire. Quindi credo Grazie, che mi ha dato un anche- messaggio anche, vedi, è importante questa cosa. Non lo so, io la penso così, credo che comunque le tradizioni ci portano anche ad essere le persone che I siamo. valori. È vero che viviamo magari in un'altra città, ma sono i valori che ci permettono di avere delle qualità e soprattutto di avere anche quello stemma distintivo rispetto a tanti. Ci trovi completamente d'accordo su questo? Credi nell'amore? Sei innamorato, fidanzato? Questa è una domanda che... Dice, non ho comment. No, rispondo tranquillamente. Credo che questa sia una domanda giusta da fare perché l'amore evviva. è la forza motrice per ogni essere umano. Io purtroppo non mi accontento, scelgo e non ho trovato la persona giusta. Devi avere un caratterino. Credo comunque nella favola, credo che comunque per Bello. ognuno di noi Oh. ci sia l'amore, ci sia comunque l'altra metà, soltanto che non bisogna accontentarsi di avere una Giusto. persona vicino. Quindi io credo Arriverà, anche dici, nell'amore degli amici a quattro zampe, credo anche nell'amore degli amici in generale e dei colleghi, perché alla fine l'amore in ogni forma che sia, secondo me rispecchia anche un po' la positività che abbiamo noi dentro e quindi bisogna sorridere, basta con questi bronci, insomma. In questi periodi, lo chiedo a tutti, hai un sogno nel cassetto? Sei una persona comunque realizzata, ma ce l'hai il sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è uno che in realtà può essere scontato, ma oggigiorno, seguendo anche un po' tutto quello che succede, il mio sogno nel cassetto è di stare sempre bene, con la salute, perché poi quando si sta bene tutto può arrivare come deve arrivare, in qualsiasi forma, è quello che ci meritiamo. Ci hai sorpreso, Anthony Pett. Grazie. Grazie. Andiamo a prenderci un caffè? Sì. Andiamo. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper.